nuovo video. Oggi siamo a Bocchetta Campiglia, all'inizio delle 52 gallerie. Facciamo le 52 gallerie più forse il Cima Pallon, vediamo come siamo messi in cima. E i ragazzi hanno detto di no. Sono con la famiglia al completo, c'è anche Mattia, prima volta che viene sui nostri video. Poi c'è Fabio e Nadia. Ciao. 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 Si parte. La strada delle 52 gallerie è una mulettiera militare costruita durante la Prima Guerra Mondiale sul massiccio del Pasubio, lunga 6.555 metri, dei quali ben 2.335 sono suddivisi nelle 52 gallerie scavate nella roccia. Ogni galleria è numerata e caratterizzata dalla propria denominazione. Ricordatevi di portarvi dietro 6 euro in moneta per il parcheggio e la pila frontale per le gallerie. Titi alle 6:30 perché oggi 25 agosto è la settimana più calda. Fare gallerie sotto il sole non mi va tanto a genio, invece adesso c'è una temperatura perfetta. In prossimità della prima galleria, guardate che spettacolo di ingresso, fatta dalla 33esima compagnia minatori. Guardate che spettacolo. Il sentiero che passa, spettacolo. Lunga 65 metri. Guardate, tutte scavate nella roccia, dei minatori a mano. Le gallerie non sono rettilinee, sono anche elicoidali, curve, pendenti, c'è un po' di tutto. Portarsi via scarponcini o scarpe da trekking. Terza galleria. Il percorso prosegue con forte pendenza. All'interno dell'ottava galleria una diramazione porta verso le postazioni di artiglieria che dominavano la Val Posina. Se portate i più piccoli da fare attenzione, tenerli al lato del monte, perché ci sono bei precipizi. È bello pendente, 700 metri di dislivello più o meno, però bei tosti. Ah, questa che spettacolo! Attenzione alla testa. 318 metri, la numero 19, la più lunga. Questa è quella a chiocciola. Guardate che spettacolo. Fa perno in centro e si gira tutto attorno. Sto cono qua sembra proprio una chiocciola.
Guardate, guardate, che spettacolo. Adesso saliamo di là. Camosci. Sta bene qua sotto. Cima a Palon, in cima là. E facciamo questo qua e poi scendiamo al Papa. Val Fontana d'Oro. Val Fontana d'Oro, e quello è il campanile di Val Fontana d'Oro. Da fare, faremo a ottobre col fresco. Quello là, quello grande. E in cima regolarmente fanno la messa e portano su anche il prete, tutti alpinisti chiaramente. Strada del rientro. Strada di Scarubi. 5-5. Carino lo Sì, fa. 5-5. Rifugio Papa, l'ultima galleria in discesa, cima Palon è là, la Cesetta, gli alpini, di Schio. Siamo quasi arrivati alla fine. Tira una bella aria. Si sta bene, siamo partiti presto e ne è valsa la pena perché adesso sono le 8, sono le 9 e 10 minuti e si sta ancora bene, fresco. Manca poco al Papa. Adesso lo vediamo. Guardate il Papa, rifugio Papa che si affaccia. Eccolo. Arrivati 5 minuti e siamo in fondo. Se si fa Val Fontana d'Oro in su si scende per Val Canale. Stelle alpine col rifugio Papa dietro. Ultima galleria, 52esima. Si scende verso il rifugio Papa. Anche questa è elicoidale. Arrivati alla fine delle 52 gallerie. Rifugio Papa, i ragazzi che mangiano già. Bravi. Dopo 2 ore e 52, 3 orette, con varie pause e quasi 7 km siamo arrivati. Rifugio Papa. Come le porte del Pasubio, adesso saliamo a cima Palon, è la vetta più alta del Pasubio. 50 minuti
sentiero 105 e C. È caldo. Cogolo Alto, conosciuto in guerra come cocuzzolo meridionale di Pallon, era a posizione immediatamente a ridosso delle linee di resistenza italiana sul Pasubio meridionale. Sorgeva un vero e piccolo villaggio chiamato Villaggio Marchisio. A poco all'arrivo, 10 minuti siamo arrivati. Tra oretta siamo arrivati a cima a Pallon. Siamo arrivati. Questa è venuta da arrivata anche lei, né? Adesso facciamo la Galleria Papa, Galleria Generale Papa. Andiamo al dente italiano, poi al dente austriaco, poi giù alle Cesette di Alpini per mangiare qualcosa. Stiamo facendo, andando in centro della terra qua. Dalla vetta siamo usciti qua. Potabile, poppata dall'Alta Valleura. Guarda. Dente italiano e saliamo al dente austriaco. Più alto pozza via Lancia. Il dente austriaco fu trasformato in una fortezza capace di resistere a qualsiasi tentativo di conquista ed è in grado di svolgere una rilevante funzione offensiva. Da stare attenti, è un po' pendente e franoso. Adesso scendiamo lì a Sette Croci, poi risaliamo e andiamo giù alla chiesetta a mangiare. Ci fermiamo a mangiare panini, anzi al sacco. Sette Croci. Un fiume di pecore. I cani dietro che raggruppano le pecore. Pranzo al sacco, riprendiamo, andiamo giù a Rifugio Papa a bere qualcosa. Strada che faremo per tornare alla macchina, strada di Scarubi. Qua che tagliano i tornanti della strada. Noi facciamo la strada principale, è più comoda, un po' più lunga, però molto più semplice.
Qua facciamo il sentiero numero 1 e tagliamo un po' la strada bianca, la strada di Scarubi. Dopo oltre 7 ore e 21 km siamo tornati alla macchina. Un giro molto impegnativo per la distanza. Finisco il video a casa perché mi si è scaricata la lista 360. Volevo solo dire due cose: il giro molto impegnativo per i 21 km e 1300 metri di dislivello. C'è la possibilità di fare solamente ovviamente le gallerie e scendere per Scarubi. Io personalmente non ho mai fatto le gallerie in discesa, ho visto gente farlo, però secondo me è un po' più impegnativo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un like nel video. Ciao, alla prossima!